Assidui frequentatori di questo splendido canale, mi sono reso conto che negli ultimi 2 video sono stato politicamente corretto, cioè questa cosa non deve succedere mai più. Effettivamente è vero che nel video comunque dove promuovevo un prodotto, promuovevo per modo di dire perché comunque era una cosa in amicizia, non ci stava che dicevo parolacce. Però anche settimana scorsa sono stato politicamente corretto in realtà, ma non capisco il motivo, quindi oggi dobbiamo assolutamente rimediare. Quindi miei meravigliosi bimbi minchia, cosa facciamo oggi? Oggi, siccome mi avete chiesto di GSAP, perché qualche tempo fa abbiamo fatto un video in cui mostravo una roba di GSAP su un video di Marchetti, e voi direte, ma dov'è che ti chiediamo queste cose baldassin che nei commenti non ci sono? No, ma in realtà quando io pubblico un video lo condivido poi come, cioè pubblico la... quando esce un mio video condivido il fatto che è uscito nei miei vari social, ok? Sì, meglio così, questa la teniamo così. Ergo, di conseguenza, il più delle volte poi queste cose qua me le scrivete nei commenti privati su Instagram, in DM, direct message, come dicono quelli fichi. Comunque, mi avete chiesto di GSAP, alcuni di voi mi hanno detto, sì, ma ok, tutto figo su WordPress, ma se devo fare, cioè, ma cazzo funziona GSAP? Non ne ho la più pallida idea, non l'ho mai usato, quindi adesso lo vediamo un attimo insieme a voi. E non so se ci faccio una serie, scrivetemi nei commenti se volete una serie su GSAP, perché ci stavo pensando comunque, ma non so se ho voglia di fare tutto sto sbatti, però almeno la base semplice, vediamo come funziona l'installazione e vediamo un attimino la cagata di base di partenza, ok? Che così perlomeno lo potete implementare nei vostri progetti e dopo, lungi da me rompervi le balle, andate serenamente a studiarvelo per i cazzi vostri, se può fare. Però prima di tutto voi sapete che questo canale ha bisogno di voi per andare avanti, quindi ha bisogno di crescere, quindi ha bisogno che vi iscriviate al canale se siete capitati qui per caso, perché se siete già qui da tempo ovviamente non ha molto senso che vi riscriviate al canale, anzi fate così, disiscrivetevi e riscrivetevi. No, forse questa non è una buona idea. Comunque lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciatemi degli insulti nei commenti, per chi è nuovo sappiate che ci tengo molto, e noi ci vediamo dopo la sigla. Eccoci qua, ci siamo appena sputtanati 2 minuti di video a dire cose di cui potevo tranquillamente fare a meno. Ma oggi è una giornata un po' così. Allora, questo è il sito di GSAP, mi sono preparato una cartellina con solite robe, quindi sapete già che queste cose qua sono delle boiate di partenza che ci vado a mettere. Capite che per usare GSAP bisogna conoscere un po' il CSS, perché sfruttiamo i selettori e le animazioni di CSS3 in tantissime cose, perlomeno nelle basi di partenza. Però bando alle ciance, andiamo a vedere come si installa GSAP. Allora, qui c'è una paginetta ovviamente dove c'è scritto docs, che vuol dire documentation, e qui vedete che ci sono un po' di robe, anche un sacco di demo, però quello che interessa a noi è l'installazione. Qua abbiamo un video che ci guida nell'installazione, ma lo facciamo a manina. Abbiamo i soliti 3 metodi, ok? Noi ci prendiamo per pigrizia la CDN, quindi cliccando qui ci mostra la CDN. GSAP ha bisogno molto spesso di, o meglio, GSAP ha tanti plugin aggiuntivi che possiamo andare a utilizzare eventualmente, tipo abbiamo visto l'altra volta c'era lo scroll trigger per esempio. Se io clicco qui vado ad aggiungere roba che lui mi permette di andare a dire ok, vai a pigliare questo, aggiungi anche quell'altro, eccetera. Al momento non ci serve, quindi mi vado semplicemente a prendere questo script qua che copio e me lo vado a cacciare qui. Ok, poi però potremmo anche crearci per comodità, dato che lavoriamo in JS, facciamo una cartella JS e dentro facciamo un file main.js e andiamo a scrivere il codice qua, perché se no devo scrivere tutto qua sotto e non me arba. E quindi andiamo a richiamare lo script service, facciamo cartella JS, main.js e siamo a posto. E abbiamo richiamato la cartellina. Quindi cazzo, c'ho una sbavo stamattina, madonna, cazzo sono una lumaca. Ok, allora quindi fatto questo, ovviamente lui ci dice se usi la CDN sai che comunque puoi usare uno script tag e un'esterna JS file e quindi puoi andare a gestirti tutto quanto attraverso questo codice qua, quindi fai il document add event listener, metti il DOM in ascolto e poi andiamo a lavorare, cioè GSAP code here qua dentro. Ci serve sta roba? Beh sì, ovviamente sì, quello che non ci serve sono gli script perché stiamo lavorando direttamente in un file JS, quindi mi prendo questa parte qua, vado nel main.js, la metto qui e siamo pronti al combattimento del commento, non ce ne facciamo un cazzo al momento. E quindi andiamo qui a vedere la base di una base di cazzata, ok? Abbiamo 3 metodi, mi sembra, iniziali, che sono quelli che rappresentano, come si chiamano, i
I twin. Da una parte abbiamo i twin, da una parte abbiamo le timeline. Adesso parto dai twin, le timeline magari le vediamo un'altra volta. Il twin è quel metodo in cui andiamo a utilizzare il settore di CSS che ha delle sue regole, quindi che ne so, un elemento è opacity 0 e queste regole sono il punto di partenza. Il twin esegue una sola volta portando da una direzione di partenza alla direzione finita. Quindi per esempio con Gisap potremmo animare per portare all'opacity piena, quindi poi ciò che andiamo a dire viene eseguito una volta solo nei vari metodi che possiamo avere, che sono il classico scroll, caricamento della pagina, click o over. Adesso facciamo una roba super basica, quindi abbiamo che cazzo si chiamano? Mi sembra, se non ricordo male, che sui soliti, no, qua non si vede una mazza, non c'entra niente, qua non mi spiego un cazzo, abbiamo e quell'altro che cacchio era? Beh, non me lo ricordo, ma vabbè, non importa. Andiamo adesso nel nostro bel file, dov'è? Qua, madonna, sto andando in palla. Animazione, prima facciamo l'HTML, fantastico. Allora, andiamo qua, creiamo un content spacer, tanto promuovano roba. E dentro qua facciamo un div a caso e lo chiamiamo div class item. Ok, e nel foglio di stile andiamo a richiamare questo item e gli diciamo width, cazzo non so, 300 pixel, height 300 pixel, background color, chi indovina vince, state indovinando, ditelo 3, 9, F, LL. E poi vado di qua, vado a ricaricare, abbiamo R quadrato, ok, e facciamo che R quadrato c'ha l'opacity a 0, ok, bien. Allora, se andiamo a ricaricare la pagina, ovviamente R quadrato non si vede più. Ora torniamo di qua, andiamo nel main.js e andiamo a richiamare il nostro elemento. Beh, oddio, volendo potremmo anche scriverlo direttamente, però mi sembra più carino richiamarlo con una costante, quindi facciamo un const e andiamo a dirgli, lo chiamiamo item, come cazzo si scrive JavaScript, non mi ricordo mai, sì, uguale, e document.querySelector, quindi il primo, invece faccio selector all, vado a richiamarli tutti e gli passo qua, sì, punto item, ok, è giusto così, sì, punto item, sì, e lo vado a chiudere, ok, perfetto, quindi stiamo riversando in questa costante che abbiamo chiamato item, però non vorrei ci fosse qualcosa che si chiama item in giro, aspetta un attimo, diamo un altro nome, la chiamiamo sensei. Era uguale secondo me, vabbè, comunque pace all'anima. Allora a questo punto noi cosa facciamo? Gli andiamo a dire bro, guarda che noi adesso dobbiamo andare a definire gsap.to, cazzo è scritto, .to, ok, e gli andiamo a dire che vogliamo che sensei virgola e poi andiamo a aprire le varie ed eventuali cose che dobbiamo fare qua dentro. Cosa possiamo fargli fare? Facciamo fare una cazzata giusto per vedere come funziona. Gli diciamo era opacity 0, sì, allora potremmo spostarlo in asse x, 2 punti di, che ne so, 300 pixel, virgola, poi potremo andare a dirgli che l'opacity la vogliamo a 1, virgola, ok, ma volendo potremmo spostare anche l'asse y, no, non mi interessa. Duration, vogliamo che questa cosa la faccia in 3 secondi. Puttanata, ok, la butto lì a puttanata. Border, radius, come lo si chiama? Ah, col camel case, radius, giustamente, sì. Voglio che abbia il, vediamo, ma diventa un cerchio, rotola e diventa un cerchio, ok? E 50%, quindi 50... come cazzo si chiamano? Le unità di misura le dobbiamo inserire ovviamente dentro come stringa, ok? Io adesso sto parlando di cose, ragazzi, che se smasticate un minimo di programmazione dovrebbero essere abbastanza ovvie. Poi casomai, se non capite qualcosa, me lo lasciate scritto nei commenti e sia lodato Gesù Cristo. Allora, sempre sia lodato. Io manco sono cattolico, quindi pace all'anima. Allora, cosa devo fare adesso? Ah, ricarico la pagina, quindi in teoria dovrebbe fare così. Oh, yeah. E vedete che va a eseguire una volta solo, quindi sto applicando della roba che obiettivamente avrei potuto fare anche tranquillamente con CSS3.
però se poi andiamo a mettere l'animazione allo scroll, al click, eccetera eccetera, insomma possiamo creare cose complesse. Cioè capite che sta cosa qua la fate in 2 secondi con un keyframes, ok? Però va da sé che stiamo proprio vedendo la base dell'implementazione iniziale. Ok, basta, non mi dilungo ulteriormente perché di puttanate credo di averne già dette abbastanza in questo video. Mi rimetto al lavoro, fatemi sapere se vi interessa una serie su GZAP, che tanto ci sono un po' di robe che possiamo fare, non è che dobbiamo diventare dei fenomeni, ma magari un po' di cazzatine, continuo a sbavare come una lumaca, ma perché? Vabbè. E basta. Non c'ho il filo delle cose oggi, ragazzi, quindi noi ci vediamo quando avrò il filo. Alla prossima, io vi saluto, vi ringrazio e come sempre see you next time.